La SEAP Pallavolo Aragona continua a mietere successi nel campionato di Serie B2 Girone I. Nella 20ª giornata il sestetto di coach Paolo Collavini ha espugnato la palestra Boccioni di Reggio Calabria, infliggendo alle padrone di casa del Volley Regione un perentorio 3-1. La formazione biancazzurra ha vinto in rimonta dopo aver perso il primo set ai vantaggi 31-29. Il Volley Reggio Calabria ha annullato 4 set point alle ospiti, che dal secondo set in poi hanno dominato la partita, riuscendo a portare a casa i 3 punti fondamentali per tornare a -3 dalla capolista Santa Teresa del Riva e continuare a sperare di vincere il campionato. La gara è stata bellissima ed avvincente fin dalle prime battute ed il successo della SEAP Aragona è stato più che meritato. Cammese e compagni sono state incitate e trascinate dal vittoria da una ventina di tifosi aragonesi che sono giunti a Reggio Calabria con 2 pulmini. Coach Paolo Collavini ha dovuto rinunciare alla titolare Baruffi e Don Nascimento, infortunate, ed ha schierato il seguente sestetto: Gabriele Regia, Bicchero opposto, Masede e composto centrale, Falcucci e Cammisa martelli ricevitori. Nel ruolo di libero ha giocato Martina Marangon. La SEAP Aragona gioca una superba pallavolo e rimane concentrata, sbaglia il minimo sindacale e conquista sia il terzo che il quarto set con lo stesso punteggio, 25-14. Al termine della partita la pacifica invasione di campo dei supporters aragonesi che fanno festa insieme alle ragazze del padrone Nino Di Giacomo per una vittoria che ha il sapore di un'impresa. Sabato prossimo la SEAP Aragona affronterà in casa il Castelvetrano dell'ex Imprese Agrigento, di Avullo. La gara è in programma alle ore 18 al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento.